artisti, un ringraziamento doveroso, consentitecelo, al comitato organizzatore che quest'anno, nel 1994, ha organizzato veramente una bella serata di canti sardi, come potete notare voi stessi, portando sul palco veramente 4 nomi straordinari che sono oggi all'avanguardia nel canto sardo. Ebbene, allora, prima di passare a farvi conoscere coloro che sono i protagonisti sul palco, un caloroso applauso ve lo chiedo da dedicare al comitato organizzatore, tutti insieme, e al proprio presidente, signor Masia. Bene, presentiamo questi bravissimi artisti iniziando da quel grande artista che alla sua straordinaria bravura, al suo straordinario carisma sicuramente aggiunge una grande espressione di tecnica, di estro e di inventiva. Arriva da Chiaramonti, vi chiedo per lui un caloroso applauso, al grande, sempre più in gamba che mai, Franco De Nanni. Con Franco De Nanni questa sera abbiamo un altro grande artista, uno tra i più grandi protagonisti del nostro folklore, colui che presenta sicuramente ai suoi tifosi, a tutto il canto sardo, un canto ritmico, sempre più travolgente che mai, e inoltre anche una bellissima voce, ci fa ascoltare come sempre quella voce piena di sentimento, una voce veramente armoniosa. Nativo di Ardara, residente a Porto Torres, vi chiedo di accogliere con un forte e caloroso applauso il grande e straordinario Francesco Falchi. Francesco Falchi, Franco De Nanni, abbiamo con loro questa sera un'altra grande voce, un cantante di grande esperienza, colui che sicuramente si può considerare una tra le voci più grintose, una tra le voci più armoniose del nostro canto sardo, ha veramente stile e classe da vendere. Nativo di Oschiri, residente a Sassari, un caloroso applauso ve lo chiedo anche per lui, per il grande ed eccezionale Franco De Muro. Bella forti! Ebbene, questa sera abbiamo una sorpresa, credo che sia la prima volta che si esibisce qui ad Aratena, la seconda, benissimo, questa rivelazione del nostro canto sardo, è veramente un grande artista del futuro, sicuramente diventerà uno dei numeri uno del nostro canto sardo. Da Porto Torres, pensate, già 16 anni ed è entrato vivamente nel cuore dei tifosi del nostro canto sardo. Vi chiedo di accogliere con un forte e caloroso applauso il simpaticissimo Francesco De Muro. Alla fisarmonica abbiamo niente poco di meno che il maestro della tastiera, della fisarmonica, colui che sicuramente nell'accompagnamento oggi è sinonimo di stile, di classe, di perfezione, di impeccabilità e chi più ne ha più ne metta. Arriva da Narbolia il grandioso e virtuoso Peppino Pippia. Chitarra Bruno Malodrotto di Azzani, il primo brano in programma è come di consueto il nostro amatissimo Canto in Re. Diamo l'onore di dar via alla serata a Francesco Falchi. A questo punto, cari amici, auguriamo a tutti voi, ovviamente, un buon ascolto e buon divertimento.